Bandiera a mezz'asta a Palazzo d'Orleans a Palermo, in tutti gli uffici della regione siciliana, nel giorno dei funerali del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, domani mercoledì 14 giugno, ha disposto è stato il presidente della regione Schifani, in segno di cordoglio e nel rispetto del lutto nazionale proclamato da Palazzo Chigi. Rinviata quindi anche la riunione della giunta di governo di oggi, martedì 13 a giovedì 15 giugno alle ore 11. Il governatore ha anche scritto al presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno per chiedere la sospensione dei lavori dell'ARS, almeno fino al giorno delle esequie dell'ex premier di Forza Italia, al fine di onorare questa figura così importante per tutto il mondo politico italiano. Questo lutto, scrive il presidente della regione Schifani, è certamente un sentimento condiviso trasversalmente per ciò che egli ha rappresentato per l'intera nazione e non soltanto per gli italiani che in questi anni si sono sentiti di appartenere e di essere rappresentati da questa parte politica. La notizia della morte del leader di Forza Italia Berlusconi mi sconvolge, essendo venuto meno non soltanto il mio leader politico, ma un fraterno amico. Esprimo pertanto la mia più affettuosa vicinanza e il mio più sentito cordoglio ai familiari. L'Italia perde un grande statista, un uomo che ha cambiato la politica, dando una casa comune a quanti si riconoscono nei valori liberali che hanno garantito la tenuta democratica del Paese. Berlusconi è stato un leader che ha dominato la scena politica internazionale degli ultimi 30 anni. Personalmente, continua Schifani, perdo un punto di riferimento politico e una guida al quale il mio impegno diretto nelle istituzioni, ma soprattutto un amico con la quale ho condiviso per anni diverse battaglie per la libertà e il bene della nazione. E sulla scomparsa del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi interviene il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, affermando come alla Sicilia manca un amico, un instancabile, efficace e prezioso riferimento umano e politico. Silvio Berlusconi ha solcato e caratterizzato la storia economica, sociale, politica e culturale nazionale, assurgendo a modello ed esempio di impresa, di politica liberale, moderata e democratica. Noi di Forza Italia, conclude Civiltà, proseguiremo il suo impegno per la democrazia e per i valori della libertà. Grazie Presidente. E sulla scomparsa di Silvio Berlusconi interviene anche l'ex senatore Calogero Sodano, dove afferma: è morto un grande uomo imprenditore e politico, se ne va un grande italiano che ha segnato la storia del nostro paese. Sono stato parlamentare dell'UDC, all'interno della Casa della Libertà ho apprezzato le doti raffinate di un uomo intelligente. 3 giorni al suo fianco al Palazzo di Vetro all'ONU nel 2022 mi confidava con amarezza della sua persecuzione giudiziaria.